dei sentimenti più alti, più meravigliosi che esistono nella nostra vita. Ed è qualcosa che ci unisce tutti, in tutte le sue forme, in tutte le possibilità. Allora mi chiedo, perché così tante volte l'amore nei film, nelle canzoni, viene trasformato in una pasticcio, melenso di cuore, sole, amore, oppure viene trasformato in qualcosa di irraggiungibile, di impossibile? Ma io dico, l'amore è qualcosa di molto più semplice, è molto più quotidiano, è molto più nostro. E- ed è per questo che il sonetto 130 è così importante, perché con questo sonetto, che il poeta dedica a questa Dark Lady, questa donna oscura di cui è innamorato, con questo sonetto Shakespeare ci ricorda che la perfezione non esiste nelle nostre vite e che è proprio questo a renderle uniche, speciali e degne di essere vissute fino in fondo, in una parola umane. Gli occhi della mia donna nulla hanno del sole. Il corallo è ben più rosso del rosso delle sue labbra. Se la neve è bianca, il suo seno è certo bruno. Se son setole i capelli, nere setole avrebbe in capo. Ho visto rose screziate, rosse, bianche, ma tali rose io non vedo sulle sue gote. E in certi profumi vi è maggior delizia che non nell'alito che la mia donna emana. Io amo la sua voce, eppure ben conosco che la musica ha un suono molto più gradito. Ammetto che mai vidi inceder d'una dea. La mia donna, nel camminare, calpesta il suolo. Eppure, oh, per il cielo, per me è talmente bella quanto ogni altra donna falsamente decantata.